La casa madre svedese conferma la mobilità. La Ditec di Quarto d'Altino, trattativa aperta su ammortizzatori e ricollocamento dei lavoratori. Buonasera a tutti, ancora benvenuti al telegiornale del Veneto. Dunque, in primo piano l'avvertenza della Ditec, confermata dal vertice di Roma, la procedura di mobilità per il 60% dei lavoratori della ditta che produce automatismi per porte e cancelli. Ebbene, adesso si cerca una soluzione alternativa ai licenziamenti, come possono essere per esempio i contratti di solidarietà. Noi siamo andati tra i lavoratori dello stabilimento veneziano. Vediamo. Per i lavoratori della Ditec, azienda di Quarto d'Altino, leader nella produzione di automatismi per porte e cancelli, una giornata di sciopero in attesa di notizie dal vertice al Ministero per lo Sviluppo Economico sulla procedura di mobilità avviata per 57 lavoratori su 95. Nel pomeriggio l'amarezza. La proprietà, una multinazionale svedese, non torna indietro. La nuova data per trovare una soluzione alternativa ai licenziamenti sarà il 6 settembre in un primo incontro in Confindustria Venezia. Quasi un ultimo spiraglio per i lavoratori che presenteranno richieste ben precise. Intanto no ai licenziamenti, che si sia trovata un'alternativa, quindi un posto di lavoro per queste 57 famiglie. Dopo la comunicazione arrivata da Roma, sinceramente qualcosa ancora ci crediamo, ci speriamo. Sinceramente dopo 20 mesi di lotta pensavamo qualcosa di più. Un'azienda sana, la Ditec, che ha scelto di delocalizzare in Repubblica Ceca e Cina. L'ipotesi più accreditata per mantenere parte della produzione a Quarto d'Altino sono i contratti di solidarietà che i lavoratori sono pronti ad accettare. In questa situazione assolutamente sì, per salvare il posto di lavoro almeno per tutti, lavorare un po' meno, però alla fine lavoriamo tutti e non siamo a casa. Può essere una soluzione percorribile in questo momento per tutelare almeno momentaneamente il posto di lavoro, e se questa è l'unica soluzione possibile tenteremo anche questa.